my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo vlog per rispondere un po' alle vostre domande. Come potete vedere mi è arrivato sto coso qua, allora ve lo faccio vedere da più vicino. Maledetta, non si stacca, ok si è staccato. Allora ragazzi, per chi non lo sapesse, questo qua è, ecco, ora c'è tutto il riflesso del mio banco pieno di robe come questa, vabbè, ma sono dettagli. Questa qua è la targhetta che danno a youtubers che superano i 100.000 iscritti. Insomma, devo ringraziare tutti voi per questo grandissimo traguardo. Siamo ormai a 128.000 e diciamo che un po' non me lo sarei mai aspettato questo risultato. Ora rimettiamo a posto, se no lo distruggo subito. Maledetto, ora lo distruggo in diretta. Fermo, fermo, bravo. Ecco, per chi mi sta ancora chiedendo, Kai, speciale 100.000 iscritti, ragazzi, il speciale 100.000 iscritti è in cantiere. Io sto scrivendo il copione, ma ultimamente non ho mai tempo e settimana scorsa ero andato per 3 giorni a Milano all'Expo. Insomma, all'Expo mi avete riconosciuto in, non dico tantissimi, però un buon numero di persone. Insomma, anche quello è una forma di supporto ed è molto soddisfacente vedere i risultati nel concreto. Per quelli che mi stanno chiedendo, Kai, sei giallo di tuo o è questa cazzo di lampada? È questa cazzo di lampada? Ragazzi, tra una settimana o due dovrebbe arrivarmi un action cam, speriamo bene, e speriamo che la qualità video sia leggermente superiore a questa. In realtà ho una Canon professionale, però mi fa esplodere il computer quando lo renderizzo. E ora iniziamo a rispondere un po' delle vostre domande. Ragazzi, vi ricordo, per chi volesse farmi le domande per il prossimo Kai Vlog, può farmele sulla mia pagina Facebook che lascio qua sotto in descrizione. Andateci a mettere un bel like e ogni settimana scrivo un post con scritto Kai Vlog e voi nei commenti scrivete le domande, io le prendo e le faccio finire nel video. Così colgo anche l'occasione per salutarvi, dato che me lo chiedete in tutti. Gaetano Candiglio ci chiede: Kai Vlog, ma quanto tempo ci metterai a essere una leggenda? Mi saluti. Allora, ciao Gaetano. Ragazzi, per arrivare, perché ho detto arrivare? Per arrivare a leggenda, non so, non c'è un arco di tempo predefinito. Ci sono persone che ci arrivano in 2 settimane partendo da 4600 e altre persone ci mettono un mesetto. Insomma ragazzi, dipende dal loro nerding. Se mettiamo allora in conto che io inizierò la scalata verso il 1° dicembre e farò massimo una sessione al giorno, dato che la farò quando torno a casa dopo aver studiato, dopo aver fatto i compiti, dovrei arrivarci verso i 30, 31, 29 di dicembre. Se mettete conto che quando finisce la scuola metto il boost, insomma faccio 3 sessioni da 6 ore al giorno. Sì, 3 sessioni da 6 ore al giorno è un suicidio, ma per arrivare a leggenda purtroppo serve. E servono anche i big money. Intanto questi qua sono $10 veri. E questa, non so se vedete bene, è una banconota da 100 yuan. Vedete come i youtuber sono pieni di big money? Ragazzi, scherzo, facciamo quasi un cazzo al mese. Lorenzo Alfaranno ci chiede: Kai Vlog, ora che eri free e arrivato a leggenda, inizierai anche tu facendoti dare qualche consiglio e villi più usati eccetera? Naturalmente sì. E cioè, fammi dare il consiglio da Eric, che diciamo che è un giocatore che gioca a livelli, possiamo definire, agonistici. Cioè ti dà una spinta maggiore, ti invoglia di più arrivare a leggenda. Nico ci chiede: Kai Vlog, tra quanto tempo pensi di ricominciare a scalare? Allora, ciao Nico, l'ho già appena risposto prima, inizierò verso il 1° dicembre. Naturalmente poi se ho dei imprevisti o c'ho la prof che dice Kai ha il canale YouTube e deve fare la scalata, perché non gli mettiamo un bel po' di verifiche? Manuele Russiello ci chiede: Kai Vlog, quando farete di nuovo un video con tutti gli youtuber italiani di Clash, come avete fatto con lo speciale di TFG? Mi è piaciuto un casino quel video. Allora, ciao Emanuele. Allora, il speciale di TFG ora, non so, ha quasi 500.000 di visualizzazioni. Vi dico subito che doveva essercene già un altro un po' di tempo fa. Purtroppo ci sono stati dei problemi di editing. Ora tra non so quanto, non vi spoilerò
più di tanto, dato che il video non sarà sul mio canale, ci sarà un altro video con tutti gli youtuber di Clash, perciò non vi preoccupate, basta aspettare un pochino. Non so come si pronuncia, lasciamo stare il nome, lasciamo stare anche il cognome, aspetta, ci provo, Fenouni ci chiede: che vlog, hai mai avuto qualche amico che ti stava vicino per Kai Young, lo youtuber, oppure per il normale Kai, studente modello? Allora, ti saluto, ti chiamo Amine, non so se ti andrà bene. Allora, per quelli che, diciamo, i amici che ora mi conoscono prima che ho iniziato il canale, perché diciamo che il canale l'ho iniziato da relativamente poco, l'ho iniziato all'inizio della seconda superiore, che erano 2 anni fa, però l'ho lasciato là dato che il mio telefono era monco e ho perso il jailbreak e non ho più registrato per un po' di tempo. E a metà della terza, cioè l'anno scorso, ho ripreso a fare video, perciò tutti gli amici che conosco attualmente sono amici che ho conosciuto quando ero ancora Kaizo è il mio vero cognome. Diciamo che Kai Young e Kaizo sono la stessa persona, è solo che Kai Young fa il coglione davanti a una telecamera e Kaizo fa il coglione davanti ai suoi amici. Fabio Di Stefano, Kai Vlog, Kai, ma se esistono i musulmani, perché non esistono i musulpiedi? Se esiste la tele cinesi, perché non esiste la tele italiana? Tele italianasi? No, non ci sta. Oh, ancora una domanda di ok, il nome l'abbiamo capito. Kai Vlog, cosa pensano di te a scuola? Pensano che sono un coglione. Paolo Romano ci chiede: Kai Vlog, andrai a Games Week? Se sì, con la crew. Quando inizierai a fare più video, inizierai una nuova serie. PS, salutami nel video. Ciao Kai, sei il migliore. Allora, grazie Paolo. Ciao Paolo. Allora, Games Week purtroppo non potrò andarci, dato che ho dovuto scegliere, ragazzi. I miei compagni andavano a Milano una settimana prima del Games Week, perciò ho deciso di andare con loro per fare presenza, dato che se non ottenevano il 70% non facevano la gita di 3 giorni. Facendo ciò, purtroppo i miei, dato che mi lampano i coglioni, non mi fanno andare al Games Week, dato che secondo loro i video che faccio qua sono da demente. Come ho già detto in altri vlog, loro non sanno che ho 128.000 iscritti. So che molti di voi sono molto dispiaciuti ora e aspettavano proprio il Games Week di vedere tutti i youtuber di Clash. Praticamente ci vanno tutti e manca Kai. Insomma, potremo vederci in un'altra fiera, ragazzi. Stefano Proverbio, Kai Vlog, ti è piaciuto l'Expo? Volevi un padiglione dedicato a Coq? Ciao Kai. Se l'Expo fosse stato come tema centrale il mobile gaming o il gaming in generale, il stand di Clash of Clans avrebbe avuto altro che 9 ore di fila al padiglione giapponese. Ci sarebbero state file allucinanti che duravano intere giornate. Un padiglione dedicato a Coq non sarebbe stato male. Andrea Cavalieri ci chiede: Kai Vlog, ti piacciono di più le ragazze cinesi o quelle italiane? Allora, ciao Andrea, diciamocelo ragazzi, diciamocelo, che sia italiana, francese, tedesca, cinese, marocchina, se l'è figa, l'è figa. Davide da Leo, dimmi se non ho sbagliato il tuo cognome. Kai Vlog, quando eri in scalata, qual era la prima cosa che pensavi quando ti collegavi e vedevi un giocatore ti stava attaccando? Allora iniziamo dicendo che la prima cosa che guardo del giocatore è la lega. Se io sono a Titano 2 e sto e a campione, mi sottrae molte più coppe. La seconda cosa che guardo è gli eroi del tipo: se sto qua c'è gli eroi al 20 sto un pochino più sciallo, ma se hai gli eroi al 40 Davide Maranon, Kai Vlog, cosa dicevano i tuoi amici appena hai iniziato a fare video? Allora, i miei primi amici a cui ho detto che ho iniziato a fare video su YouTube mi hanno sostenuto in quanto erano i giocatori del mio clan, però diciamo con gli amici quelli reali che li vedevo tutti i giorni mi dicevano: tu video YouTube. E concludiamo il vlog di oggi con la domanda di Alessandro Montanari che ci chiede: Kai Vlog, quando è il tuo compleanno? Allora ragazzi, lo dico una volta:
Se lo dimenticate vi picchio 1 a 1, 128.000, che siano 128.000, vi picchio 1 a 1. Il mio compleanno è il... Scherzo. Allora, il mio compleanno è il 22 novembre. Chi non mi fa gli auguri lo picchio. Ok ragazzi, questo era il vlog di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like e un commento e andate a mettere like anche sulla mia pagina Facebook, seguitemi su Instagram, comunque i link sono sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.